assoluta eccellenza i crediti di cui possiamo fregiarci, concessi patrocini e l'utilizzo del logo ufficiale da parte della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, il Comune di Rive d'Arcano, il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e ancora Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Interno e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potremmo accontentarci, ma last but not least, per l'8ª volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto concedere la medaglia del Presidente della Repubblica e permettetemi di porre l'accento sull'importanza di tale riconoscimento. A capire l'importanza della loro vita attraverso la testimonianza di tante persone che con il loro tempo a disposizione gratuito davvero aiutano e alle volte davvero salvano la vita a tante persone. Per cui grazie per essere venuti qui, non come ospiti ma davvero come siete familiari, siete a casa. Servire al di sopra di ogni interesse personale, e questo è il nostro impegno disinteressato nel servizio di volontariato come quello della motosservizia. Per me la causa della sicurezza è una causa che sta molto a cuore, perché io ho perso la mamma in un incidente stradale 24 anni fa, quindi la sicurezza la voglio trasmettere ai miei figli, ai giovani. E soprattutto grazie a voi motociclisti per l'esempio che date agli studenti che sono qui presenti e per l'esempio che avete dato in questi anni agli oltre 2000 studenti che sono stati coinvolti nell'iniziativa. Non si parla di salute, pertanto noi siamo molto interessati al progetto che è stato citato prima, quello della sicurezza stradale. Abbiamo letto da un volantino che credo abbiate anche voi ragazzi il fatto che gli incendi automobilistici, ma soprattutto quelli motociclistici, sono in aumento. Purtroppo mi tocca parlare anche di cose brutte, ma è bene parlare e andare subito al sodo, perché le cose è bene che le sappiate, ormai insomma siete grandicelli. Ci sono circa 60 ragazzi ogni anno che nei nostri ospedali di riabilitazione rimangono paralizzati in conseguenza di incidenti stradali. Ringrazio la Motostaffetta per tutta questa azione di informazione che fa sul territorio. Abbiamo fatto anche sabato scorso la presenza di una quantità di ragazzi importante anche in quella sede. Abbiamo condiviso questa necessità di sicurezza. Permetteteci un ricordo di un nostro socio prematuramente scomparso. Attenzione per cosa? Prima di tutto su quanto riguarda la sicurezza, quello che posso fare io, poco tanto, ovvio che tenterò fino in fondo. Cosa si può fare? Beh, prima di tutto quello che sarà nuovo, nel senso di infrastrutture, nel senso di strade, nel senso di guardrail, di quello che serve. È chiaro che io parlerò con i miei uffici per quanto riguarda le progettazioni o quello che serve appunto per dare maggior qualità soprattutto al progetto, perché l'attività che loro svolgono è un'attività prioritaria, anche questa dedicata al bene altrui. Gentile Presidente, ho il piacere di trasmetterle l'unita medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare quale suo premio di rappresentanza all'11° meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia. La medaglia vorremmo fosse custodita dalla Polizia Stradale di Udine, il cui personale, mostrando sempre spirito di attaccamento al dovere, alta professionalità e spiccato senso di umanità, ha fornito alla motostaffetta friulana prezioso esempio, consiglio
e supporto per diffondere tra i giovani utenti della strada le preziose informazioni tese alla salvaguardia della loro incolumità. Quindi, dirigente Degano, se può ricevere la medaglia. È stata un po' una sorpresa che però accolgo veramente con piacere e con onore. Collaborare con la motostafetta la conosciamo, come è stato dimostrato, da tanti anni, perché è da tanti anni che collaboriamo con questi giovani, sempre giovani, perché nonostante gli anni che passano veramente dimostrano uno spirito, un attaccamento e una forza con queste iniziative anche che mano a mano vedo che si sviluppano e crescono. Il mio intervento spazia su un ambito che è difficile da affrontare, ma anche questo fa parte del nostro lavoro, dico nostro, perché mi sento ancora coinvolto. Grazie e buona giornata.